Eccoci qua cari telespettatori, come avete visto cambio rapidissimo, cambio location e sono con i nostri ospiti dello SPCGL ma anche con i pensionati. In modo particolare questa settimana si è gentilmente offerta di raccontare la sua situazione la signora Gabriella, che è una pensionata della provincia di Padova. Grazie di essere qui con noi signora Gabriella. Prego. Allora, noi invitiamo sempre i pensionati e voi pensionati che siete a casa eccetera, se volete chiamateci oppure chiamate lo SPCGL se avete un caso che si è presentato, avete fatto verificare la vostra pensione, avete scoperto qualche cosa di interessante che è venuto fuori, volete raccontarlo come testimonianza di che quel che diciamo è vero, fatelo, è una cosa bella e può servire agli altri, quindi noi ringraziamo tantissimo anche del coraggio della signora Gabriella di venire qui, però sappiamo che è sempre molto utile farlo perché aiuta delle persone a capire che è vero, Esatto, esatto. Cosa è successo? Allora, io mi chiamo Gabriella, sono una pensionata di reversibilità di mio marito, comunque una pensione proprio irrisoria, da 501 euro. Quindi lei, innanzitutto ci racconti il prodromi, cosa è accaduto prima? Prima niente, questa è la pensione di reversibilità, dopo con l'aiuto del pensionato, come si chiama? Dello SPCGL. Esatto, ho avuto la possibilità di avere l'aumento di 120 euro al mese. Ah, addirittura. E compreso gli arretrati. Quindi lei prendeva una pensione molto ridotta di reversibilità del marito, pensavo che quella andasse bene, invece le è venuto il dubbio che non fosse corretta. E allora appunto con l'aiuto del pensionato del CGL ho avuto questa possibilità, cioè mi hanno dato questa possibilità questa di integrazione, questi soldi che le spettavano. E compreso anche gli arretrati. Certo. Sono state una cifra importante? Sì, dai, abbastanza. Erano tanti anni che riceveva la pensione? No, 2 anni. Beh, 2 anni non è tanto, comunque... 26 mesi, insomma, non è poca cosa. Qualcosa è andato bene. È stata contenta? Sì, sono nato per quello. Cosa le è venuto in mente, come mai le è venuto in mente di andare allo SPCGL? Perché intanto ho sempre avuto fiducia di questo sindacato e ho chiesto un consiglio. E questo consiglio veramente me l'hanno dato molto importante, molto valido. No, non me l'aspettavo, sono stata contenta. Ecco, vede che ha fatto bene. Sì, certo. Complimenti signora Gabriella, grazie della sua testimonianza. Grazie a questo mille. punto auguri per quello che è riuscita ad ottenere. Allora, adesso ci raggiunge invece Maria Pistorello che ci spiega bene che cosa è successo. Ben arrivata Maria Pistorello, eccola qua. Eccoci qua. Allora, diciamo che questo facciamo anche un po' il quadro di tante situazioni analoghe. La signora Gabriella è un caso emblematico. Una pensione tra l'altro di reversibilità, come diceva lei, non alta, minima. Lei aveva il minimo, proprio l'integrazione al minimo, 501 euro. E così ha sentito proprio che attenzione per chi ha 501 euro di pensione potrebbe aver diritto ad avere altri soldi, è venuta nella nostra sede e noi le abbiamo fatto il controllo di pensione e la signora ha avuto sia la maggiorazione che il suo incremento e quindi arrivando a 636 euro al mese, più ha preso anche gli arretrati, certo. Che non è male, cioè già ti cambiano poi i presupposti. Certamente, insomma, sì. Per un pensionato avere un 100 euro in più sono importanti. Non sono pochi. Lì la questione qual era? Cioè, dove è stata la questione era semplicemente questa, che la signora aveva maturato nel tempo, no, il diritto ad avere questa aggiunta alla sua pensione, perché quando aveva la pensione di reversibilità lei aveva anche un altro reddito e quindi nel momento in cui era andata in pensione di reversibilità aveva anche un altro reddito e quindi non aveva diritto a una maggiorazione della pensione, però questo diritto si matura anche con l'età, quindi poi la signora ha compiuto gli anni. Andando avanti con gli anni è scattato il diritto ad avere una integrazione alla pensione. Ma se tu non lo sai, dico sempre purtroppo la norma è questa, se tu non lo sai e non fai domanda non te li danno questi soldi. E allora io faccio un appello, cioè adesso noi dello SPCGL speriamo insomma di riuscire a portare avanti questa nostra proposta. Noi pensiamo che nell'epoca, siamo nel 2017,
in questa epoca in cui si incrociano tutti i dati, no? Perché ci chiedono il codice fiscale se compriamo una medicina, ce lo chiedono perché dopo lo dovranno mettere nella denuncia dei redditi. Se abbiamo un conto bancario ci chiedono il codice fiscale perché se facciamo la denuncia dei redditi. Insomma, visto che si incrociano tutti questi dati, si potrebbe benissimo fare l'incrocio dei dati che lo Stato possiede di tutti noi. In questo caso emergerebbero da solo i diritti nascosti. Ma infatti la cosa che io dico sempre assurda è che siccome lo Stato è in possesso di tutti i dati possibili e immaginabili, cose incredibili, pare assurdo che tu debba fare richiesta per qualcosa che è acquisito, perché dovrebbe saperlo, soprattutto quando parliamo di pensioni. E credo che questo discorso qui valga per tantissime situazioni in cui le persone non fanno domanda perché restano incredule al fatto di dover chiedere qualcosa che sai tu Stato che mi spetta, quindi dovresti darmela, e non è così, quindi attenzione, bisogna domandare tutto, per carità. Allora, oggi volevo intanto trattare di un diritto, no? Visto che è appena proprio passato, ormai siamo agli inizi, insomma siamo a febbraio e dicembre è vicino. Allora volevo ricordare a una certa tipologia di pensionati un caso che magari potrebbe essere il loro e ricordarlo, far vedere insomma. Allora, facciamo così, vediamo subito la diapositiva che così lo spiego meglio. Lo raccontiamo subito, allora dai, con il supporto. Eccola qui. Ricordo i pensionati che per vari motivi, perché la signora, come abbiamo visto, ha diritto alla maggiorazione, all'incremento, perché coi limiti di reddito ci sta dentro, no? Però potrebbero esserci pensionati che hanno 501 euro di pensione, quindi la pensione è semplicemente integrata al minimo, che però ci stanno dentro quei limiti di reddito individuale e coniugale, che sono limiti di reddito che non danno questi diritto ad avere la maggiorazione all'incremento perché sono più alti e quindi una persona che ha questi redditi non ha diritto, ma questa persona potrebbe avere diritto all'importo aggiuntivo, cioè a 154 euro di 154 euro nella pensione di dicembre. Quindi siccome siamo vicini, no? Non siamo distantissimi dalla pensione di dicembre, se per caso i nostri pensionati si trovano in questa situazione, cioè devono avere però questa pensione esatta, cioè devono avere l'integrazione al minimo, perché altrimenti se ce l'hanno più alta vuol dire che già hanno delle maggiorazioni e quindi escono dal diritto. Quindi con questi limiti di reddito potrebbero aver avuto diritto a quei 154 euro. Se sono in queste condizioni, insomma, passino dalle nostre sedi, dalle sedi dello SPI CGIL, noi gli facciamo il controllo della pensione e possiamo capire insomma se nel caso ne avessero avuto diritto e l'INPS si fosse dimenticato di dargli i soldi, insomma gli possiamo fare la domanda. Questo mi introduce a che cosa? Anche a ricordare ai pensionati e alle pensionate di passare dalle nostre sedi, perché è in uscita ormai la busta paga del pensionato del 2017 e quindi passando per le nostre sedi venite con la carta d'identità e il codice fiscale. Se siete già iscritti lo procuriamo noi, non c'è problema eventualmente il codice fiscale, ma la carta d'identità serve perché ci dovete autorizzare a prelevare la vostra busta paga dal sito dell'INPS. Se non fanno questo cosa? No, non succede niente. Allora, una volta l'INPS mandava a casa dei pensionati, no? Mandava un bel bustone a casa dei pensionati. In questo bustone era contenuto tutto praticamente dentro, era contenuta la busta paga, che in termine tecnico si chiama modello BSM, però noi lo chiamiamo, per capirci meglio, busta paga del pensionato. Poi dentro c'era la certificazione di redditi, che una volta si chiamava CUD, adesso si chiama certificazione unica CU. E c'era anche tutta una documentazione, un pacchetto di documenti da compilare, tra i quali c'era il modello RED, perché i pensionati che hanno una prestazione aggiuntiva che è legata al reddito devono tutti gli anni dimostrare di mantenere il diritto a questa prestazione. E come lo dimostrano? Dichiarando
quali sono i loro redditi. Allora una volta arrivava questo bustone, poi l'INPS improvvisamente ha deciso di risparmiare e non l'ha più mandato, non manda più niente a casa. Per fortuna che ci siamo noi, per fortuna che c'è lo SPI-CGIL che si prende cura dei diritti dei pensionati. Noi abbiamo stipulato una convenzione del tutto gratuita, cioè noi lo facciamo a titolo gratuito sia nei confronti dell'INPS, dello Stato, sia nei confronti poi dei pensionati. Gratuitamente noi gli stampiamo sia la busta paga, sia la certificazione dei redditi, ma anche curiamo poi tutta quanta la compilazione del modello RED tramite i nostri CAF, i CAF CGIL. E quindi i pensionati passino dalle nostre sedi, noi gli stampiamo questi documenti, dopodiché possiamo anche fare il controllo. Attraverso il controllo della busta paga del pensionato riusciamo a capire se al pensionato sono stati dati o no i diritti di cui lui ha diritto. Brutto dire questa cosa. Perché la cosa importante è che bisogna vedere questa benedetta busta paga. Cioè, sì, ma non c'è problema, noi gliela certo, possiamo... no, magari uno pensa che no, bisogna controllare. No, noi gliela possiamo stampare tranquillamente e quindi insomma è giunto il momento di passare dai nostri uffici per chiedere il nuovo modello OBSM del 2017, la busta paga del pensionato. Con questo poi volevo anche ricordare che noi... cosa facciamo? Facciamo il controllo della pensione perché i diritti che potrebbero essere nascosti, tra virgolette, sono parecchi. A partire da quello che ha interessato la signora Gabriella che abbiamo sentito prima, quindi capire se il pensionato nel tempo ha maturato il diritto ad avere maggiorazione sociale o incremento della sua pensione, quindi attenzione cari pensionati e care pensionate, se avete 500 euro di pensione c'è qualcosa che potreste ottenere ancora, quindi venite da noi e noi scopriremo se c'è veramente e quindi vi faremo poi tutta la pratica necessaria. Ma potrebbe essere anche che qualche pensionato ha meno di 500 euro e allora attenzione perché potreste avere diritto all'integrazione al trattamento minimo, quindi ugualmente venite nelle nostre sedi perché possiamo fare una esplorazione tenendo conto di quelli che sono i vostri redditi, naturalmente dovete procurarvi anche venire nelle nostre sedi, poi ve lo diremo comunque, intanto venite, però sappiate che dobbiamo vedere proprio anche la vostra denuncia di redditi se la fate, il modello 730 o unico, se non la fate possiamo trovarlo noi nella banca dati dell'INPS e quindi esaminando la situazione dei redditi del pensionato e del coniuge, certo, possiamo capire insomma se c'è o no, se ci sono o no questi diritti. Ma ancora possiamo capire se il pensionato ha diritto ad avere la somma aggiuntiva, cioè la 14ª mensilità, che, lo ricordo, viene pagata a luglio, quindi adesso è un po' prematuro, però se l'anno scorso pensavate di averne diritto e non l'avete avuto, insomma, noi comunque sia, quando facciamo il controllo della pensione, anche se lo facciamo adesso a febbraio, riusciamo a vedere ugualmente se avete o no diritto ad avere la 14ª. L'importo aggiuntivo, velocemente dico, e poi facciamo il controllo anche se avete o no diritto agli assegni familiari, ai trattamenti di famiglia e alla quota, alla maggiore quota di reversibilità della pensione. Stiamo parlando di pensionati sia del lavoro autonomo, dell'agricoltura, dell'artigianato, in generale, questo è importantissimo, perché magari uno pensa ho lavorato in fabbrica, no, io ero artigiano, qualsiasi caso, perché poi queste pensioni così basse molte volte appartengono a delle categorie in proprio, ben precise. Poi possiamo scoprire anche se il pensionato ha ecco, le cose, tutte le prestazioni che ho detto prima sono prestazioni legate a dei redditi che si hanno, cioè devi stare dentro a certi limiti altrimenti non hai diritto a queste prestazioni e questi redditi li devi comunque certificare tutti gli anni perché altrimenti te le tolgono se non ne hai più diritto. Oh Dio mio, potrebbe anche succedere che uno vince la lotteria qualche milione di euro, sappia che non ha più diritto, ma a parte gli scherzi, poi noi possiamo controllare anche se c'è il diritto ad avere il supplemento di pensione o la pensione supplementare per chi ha lavorato dopo essere andato in pensione. Altra cosa importantissima, abbiamo già raccontato però è importante. Allora Maria Pestorello, ricordiamo le sedi provinciali, magari facciamo vedere la slide. Allora guardiamo la nostra
la nostra diapositiva. Eccole qui le nostre sedi. Qui in questa diapositiva ci sono le sedi, voi le vediamo spesso ogni volta che c'è questa trasmissione, ma io lo so perché poi incontro i miei pensionati e le mie pensionate e magari così non sanno quando facciamo qualche incontro, ma che dicono: ma a chi mi devo rivolgere? Se non sapete già dove sono le sedi dello SPI-CGIL, qui c'è il numero di telefono di tutte le sedi provinciali. Prendete nota del numero della vostra provincia, chiamate la sede provinciale e vi indicheranno la sede più vicina a casa vostra. Noi siamo diffusi in tutto il territorio del Veneto. E non solo, perché ci seguono dal Friuli Venezia Giulia, ci hanno anche chiamate dall'Emilia Romagna, quindi benissimo. Da qualsiasi regione in tutti i territori provinciali vale la stessa regola, insomma sono cose fondamentali. Queste sono cose che valgono per tutta Italia, ma noi qui in Veneto cerchiamo insomma di informare più possibile i nostri pensionati e le nostre pensionate. Maria Pistrello, grazie mille, come sempre chiarissima, grazie a voi di averci seguito, continuate a seguirci, pubblicità e poi ritorniamo insieme in studio con i nostri ospiti per l'approfondimento come sempre serale, grazie.